Buonasera a tutti voi, benvenuti a questo quarto evento che abbiamo organizzato Via Verdi Viva. Vi ringraziamo molto di essere qui presente. Fra poco, 2 minuti, inizierà il concerto dell'Associazione Culturale Coreana del Veneto, che appunto, come ha detto loro, è un ponte, un punto di unione e di confronto tra la cultura coreana e quella italiana. Questo è lo scopo principale della loro associazione, che infatti potete andarli anche a trovare solo qua in Via Verdi numero 34. Semplicemente, prima di passare al concerto, vorrei ringraziare ovviamente l'associazione, tutti i loro membri e associati per la loro disponibilità e per la loro anche capacità liriche. Poi il comune, l'assessorato al turismo con l'assessore Mar e tutte ovviamente le attività di Via Verdi, perché siamo noi, compresa io, che ho l'attività qui in Via Verdi, che abbiamo organizzato questi eventi da aprile. Adesso ci sarà una breve pausa estiva, anzi a giugno, il 23 sabato, faremo un'installazione artistica con proiezioni e cose simili per l'Art Night e poi ci rivedremo a settembre di nuovo con un appuntamento di venerdì, con altri eventi di musica, culturali, presentazioni di libri e anche un concorso fotografico che stiamo organizzando e che stiamo lanciando, quindi con concorso con i premi. E quindi adesso ascoltiamo loro e buono spettacolo, buon concerto. pensier
già incomincia a sussurrare. Piano piano, terra terra, sottovoce, sibillando, vascolendo, balongiando, nell'orecchio della gente, scintroduce destramente, e le teste di cervelli, fa sordire, fa gonfiare. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamaggio va crescendo, prende forza poco a poco, vola già dal loco il loco, segue il tuono la tempesta, che descende la tempesta, va fischiando, brontolando, e ti fa l'orologio là, alla fin della bocca scoppia, si turbala, si la doppia, e produce un'esplosione. Come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, un tremo contemporaneo, un tumulto generale che fa l'aria rimbombare, un tremo contemporaneo, un tumulto generale che fa l'aria rimbombare. E il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per la sorte fa crepar. E il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per la sorte va crepar. Sotto il pubblico flagello per la sorte va crepar. Sotto il pubblico flagello per la sorte va crepar. Si va crepar. Si va crepar.
birra un tedesco. Tutto il testo l'olandese e l'orco. La mia bottiglia d'acqua vite a un corpo. No, mia moglie a se stessa. Olai da sorte, quella brutta parola in cor mi torna, le torna. Due capron, mezza torche, oh, le torna, le torna. Ma non mi sfuggirai, no, soggio, reo, dannato e picorreo. Li accoppio e poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li accoppio. Io scoppio.
nell'aria il profumo che spande primavera, non senti tu nell'anima il suon de nuova voce lusinghiera, non senti tu nell'aria il profumo che spande primavera, non senti tu nell'anima il suon di nuova voce lusinghiera. E la stagion d'amore devieni una gentile sopra l'impiore. E l'aprile, pietra tra mammole, avrai sul petto rose cilestrine e le farfalle candide carecceranno intorno alle rocrine. Il pietra tra mammole, avrai sul petto rose cilestrine e le farfalle candide carecceranno intorno alle rocrine. E la stagion d'amore devieni o mia gentile sopra d'impiore. È un animale stravagante davvero, Adina mamma, di sposarmi è contenta e di ferire pur vuol fino a stasera. E quelli fare mi speccere la testa di mia mano. Ebbene, che cuida questo bacciano? Ehi, quel giovinondo, cos'hai che ti disperi? Io mi dispero perché non ho danaro. Adesso dove trovarne? Ehi, scimunito, se denari non hai, fatti soldato e 20 scudi avrai. 20 scudi e bei sonnagli. Quando? Adesso? Sul momento. E fardeggio. E poi con tanti gloria ora leggimento. Ah, non è ambizione che seduce questo cor, e l'amore in guarnigione
Tutto
sabato con l'Art Night. Grazie a tutti voi. Grazie.